alle autorità e a tutti i presenti un saluto di benvenuto e di ringraziamento per essere oggi intervenuti all'inaugurazione di quest'opera. A distanza di alcuni mesi, come voi ricorderete, nel novembre abbiamo aperto i precedenti tratti. Ci ritroviamo quindi ad inaugurare un nuovo stralcio funzionale della variante in corrispondenza al centro abitato di Porto Gruaro della statale 14. Questo stralcio funzionale ha una lunghezza di circa 1,8 km e tutta in nuova sede, quindi tutta in variante, in parte in rilevato e in parte in viadotto. L'infrastruttura si sviluppa in gran parte a nord del centro abitato, quindi dirama a inizio lotto dalla nuova rotatoria di San Nicolò, costituente l'interconnessione con la ex strada statale 251, e termina in corrispondenza della intersezione con la ex strada statale 463 su Viale Udine, con uno svincolo quindi in viadotto su cui oggi noi ci troviamo. Ci sarà l'uscita obbligatoria in corrispondenza della rampa davanti a noi, e in attesa di proseguire con i lavori del quarto lotto secondo stralcio ed assumere così, diciamo, la configurazione definitiva di tangenziale di Porto Gruaro, quindi che si dirama dalla statale 14 e torna ad attestarsi sulla statale 14. La sezione stradale è costituita da un'unica carreggiata con 2 corsie, una per ciascun senso di marcia, oltre ovviamente alla banchina pavimentata. Come già detto, diciamo, l'opera si sviluppa in parte in trincea e in parte in rilevato. Le opere d'arte più significative sono il viadotto Lemene della lunghezza di circa 600 metri, per lo scavalco dell'omonimo corso d'acqua, nonché della linea ferroviaria Casarsa-Porto Gruaro, e poi da un sottopasso sempre alla medesima linea ferroviaria di circa 180 metri. La rotatoria di inizio lotto, come dicevo, di San Nicolò è già stata predisposta ed è stata oggetto ovviamente di realizzazione con l'appalto, con il presente appalto. È stata realizzata quindi con una configurazione geometrica che già prevede la realizzazione di un viadotto di scavalco della stessa, che è oggetto di appalto separato, di appalto che, come detto, è del quarto lotto secondo stralcio, tronco B, che consentirà così di dare continuità all'asse principale della nuova statale, eliminando l'intersezione a raso, quindi oggi rappresentata dalla rotatoria, e quindi consentendo di separare i flussi di traffico di attraversamento con quelli di ingresso e riuscita dal centro abitato. Quindi l'apertura al transito che andiamo oggi, in realtà materialmente l'opera verrà aperta al traffico domani per le ore 14, ma comunque unendosi a quello che abbiamo aperto a novembre dello scorso anno, quindi dà un ulteriore contributo, seppur non del tutto risolutivo, perché ripeto il completamento avverrà con il quarto lotto, però contribuisce certamente a ridurre ulteriormente il traffico di attraversamento a questo centro abitato del Veneto orientale, quindi con indubbi benefici sia dal punto di vista ambientale che per la mobilità dei cittadini e delle imprese del territorio. Con questo io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, quindi l'ufficio di direzione dei lavori, il responsabile del procedimento, le imprese con le proprie maestranze e tutti gli enti e le autorità che hanno dato un fattivo contributo per consentire di raggiungere questo traguardo. Io vi ringrazio e passo la parola a Grazie ingegner Mucilli. Adesso prende la parola il condirettore generale dell'ANAS, il dottor Stefano Granazzi. Prego. Autorità, gentili signore e signore, nel dare avvio alla cerimonia di inaugurazione di questo nuovo tratto della variante di Porto Gruaro alla strada statale 14 da Venezia Giulia, devo innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento anche a nome del nostro presidente Pietro Ciucci a tutte le autorità e ai gentili ospiti che hanno voluto partecipare a questa simbolica cerimonia del taglio del nastro.
in particolare ad Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, e a Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia. La vostra gradita partecipazione insieme agli ospiti delle autorità civili, religiose e militari dimostra l'attenzione delle istituzioni al sistema stradale e autostradale del Veneto, che è snodo trasversale del nostro paese ma soprattutto fondamentale via di collegamento con l'Europa dell'Est. L'inaugurazione di una nuova strada è l'occasione per festeggiare il risultato del lavoro e dell'impegno di molti, nonché per ringraziare chi è stato direttamente e indirettamente impegnato nella realizzazione di quest'opera, superando i momenti difficili senza mai perdere la fiducia nel risultato finale che vediamo oggi sotto i nostri occhi. Un doveroso ringraziamento va quindi rivolto all'impresa Ricciardello Costruzioni, esecutrice dei lavori, e alle sue maestranze che hanno lavorato con noi portando a termine questa nuova importante opera nel sostanziale rispetto dei tempi programmati. Un sentito ringraziamento devo rivolgere infine a tutte le donne e gli uomini dell'ANAS, del compartimento del Veneto, in particolare al capo compartimento ingegner Mucilli, che ha parlato prima di me, al responsabile del procedimento ingegner Prisco, al direttore dei lavori ingegner della Granelé, ai direttori operativi geometra Bevilacqua e Carlo De Giuli. La variante di Portogruaro è un nodo strategico viario del Veneto orientale, alla cui realizzazione stiamo lavorando per stralci funzionali successivi. La nuova opera, che ha inizio dall'innesso con la ex strada statale 251 di Zoldo della Valcellina e termina raccordandosi con la ex strada statale 463 del Tagliamento, si inserisce all'interno di aree fortemente urbanizzate e consente di decongestionare la viabilità all'interno del comune di Portogruaro, migliorando sensibilmente la qualità della vita dei residenti e i collegamenti con il sistema autostradale sia la A4 Messinense sia la A28 Portogruaro Bodega di Sant'Urbano. La cerimonia di oggi riguarda i lavori di ammodernamento del quarto lotto, primo stralcio, tronco A, è un po' lungo da descrivere, della lunghezza di 1830 metri, suddiviso in 1229 metri di asse principale e 604 metri di rami di svincolo. Il nuovo tratto, che va ad aggiungersi al primo e al secondo lotto, lunghi complessivamente 3,2 km aperti lo scorso novembre, rientra nel progetto complessivo di ammodernamento della strada statale 14, di cui fanno parte anche i lavori del primo stralcio tronco B e del secondo stralcio del quarto lotto della variante, che sono quelli che mancano, recentemente aggiudicati e di prossimo avvio per un importo complessivo di progetto di oltre 49 milioni di euro. La nuova infrastruttura ha richiesto, quella di oggi, un investimento complessivo di circa 23 milioni di euro. Per il Presidente Ciucci e per l'ANAS il rispetto dei tempi e dei costi è un obiettivo fondamentale e quindi abbiamo cercato di applicare questa regola anche in questo caso. Il Veneto è certamente una delle regioni italiane alle quali l'ANAS riserva la maggiore attenzione. Nell'ultimo triennio nella regione Veneto l'ANAS ha aperto al traffico 20 nuove strade o tratti stradali di grande importanza per un importo complessivo di oltre 374 milioni di euro, tra cui figurano, oltre ai già citati lotti di questa variante, il completamento del secondo lotto della variante di San Donato di Piave con il nuovo ponte, le bretelle di collegamento diretto tra il secondo lotto della variante di San Donato di Piave e la strada statale 14, i due stralci dei lavori della variante di Isola della Scala, la variante agli abitati di Monselice ed Este, i lavori di ammodernamento di un tratto della strada statale 51 di Alemagna nella galleria di Lucorvo a Macchietto, la variante di Adria, il completamento della variante di Peschiera, spero di non essere noioso, la variante di Montecchio Maggiore, la variante di Corneto Vicentino, il nuovo svincolo autostradale di Villa Marzana sulla 13, gli svincoli di Brondolo e Taglio di Po sulla Romea, nonché la superstrada dei Vivai e qualche giorno fa il primo lotto della tangenziale di Feltre. A queste opere va aggiunto il passante di Mestre, che è stato frutto della collaborazione tra il commissario straordinario, la Regione Veneto e l'ANAS, che ha anticipato tra l'altro i fondi necessari per la realizzazione dell'opera, stiamo parlando di circa 1 miliardo di euro. Attualmente tra lavori stradali e autostradali in corso, in fase di avvio e programmati, si arriva a oltre 6,6 miliardi di euro, di cui 3,6 relativi alla rete ANAS in Veneto e 3 miliardi relativi alle tratte autostradali comunque posizionate nel Veneto. Detto ciò, io vi ringrazio della vostra attenzione e spero che sia un'infrastruttura che possa essere goduta dalla cittadinanza e non solo. Grazie.